Lieve aumento dei furti, rapine in calo, ma delitti tendenzialmente stabili in Veneto. Nella città metropolitana si registra una flessione generale, ma si conferma l'area territoriale dove è più presente il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. In aumento anche le interdittive antimafia, innalzato il livello di guardia dell'antiterrorismo. È il quadro delineato nel corso della conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza, presenti tutti i prefetti, questori veneti, i vertici di Carabinieri, Guardia di Finanza e DIA e i procuratori distrettuali di Venezia e Trieste. L'aumento delle interdittive antimafia nel territorio è un evidente segnale che le infiltrazioni criminali sono una presenza concreta. Io ritengo che le risposte giudiziarie che sono arrivate sia nella città metropolitana di Venezia sia a Verona, ma anche in qualche altra provincia, io credo che è un fenomeno da tenere ben presente, anche su questo da non abbassare la guardia e di essere sempre attenti, perché voi, come ben sapete, i fenomeni malavitosi, soprattutto quando c'è una infiltrazione, questa infiltrazione ha requisiti di flessibilità, di mimetizzazione, che rispetto al passato si riesce sempre con difficoltà ad individuare, ma che queste risposte giudiziarie però nel Veneto hanno dato un esito fortemente positivo. Una situazione che resta attenzionata quotidianamente da parte sia delle autorità giudiziarie. Io devo ringraziare il procuratore Chirchi della distrettuale di Venezia e il procuratore De Nicolò della distrettuale di Trieste, perché insieme alle varie autorità amministrative, quali sono i prefetti nella regione, c'è un dialogo costante che con le forze di polizia noi cerchiamo di tenere sotto controllo tutta una serie di attività, ma anche di prevenire attraverso un dispositivo di controllo del territorio, di vigilanza anche di obiettivi sensibili. Controlli rafforzati degli obiettivi sensibili per il rischio terrorismo, non solo luoghi, ma anche persone. Il fronte antiterrorismo, il contesto internazionale è sotto gli occhi di tutti, lo conoscete, anche nel Veneto sono state adottate misure in esecuzione della direttiva e della direttiva del ministro Piantedosi e soprattutto in ossequio a quelle che sono le regole allorquando vi è un contesto internazionale che esige un'attenzione particolare. Noi abbiamo ben presente durante l'ordinarietà che comunque esistono obiettivi sensibili. Ci sono alcuni obiettivi sensibili che necessitano però di una priorità e di una maggiore attenzione. Quanto allo spaccio di Mestre, prosegue il dispositivo dei servizi ad alto impatto predisposto per arginare il fenomeno anche del trasfertismo di spacciatori e di conseguenza di assuntori.